Ucciso e poi dato alle fiamme. È questa la tragica fine di Rocchino De Paola, l'80enne di Trebisacce, centro dell'Alto Ionio Cosentino. Da un'iniziale ipotesi di fatale incidente e attraverso una minuziosa e scrupolosa attività di indagine da parte dei carabinieri si è fatta subito strada quella dell'omicidio. E ben trovati con intenzioni pericolose. Questa sera affronteremo il caso dell'anziano uomo di Trebisacce ritrovato carbonizzato all'interno della sua abitazione nella notte a cavallo tra il 4 e il 5 dicembre del 2021. Indiziato dell'omicidio è Maurizio Vinci, di 38 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, il 38enne avrebbe colpito più volte in testa De Paola per poi appiccare fuoco con dei cartoni presenti nell'abitazione dell'80enne. Ricordiamo che De Paola era ritornato nella sua città natale dopo tanti anni che aveva lavorato in Francia e in Inghilterra. Il parigino lo chiamavano, non era sposato e non aveva figli, era una persona schiva, timida, molto riservata. Aveva deciso di ritornare per godersi un po' di serenità, un po' di tranquillità, una tranquillità che è stata letteralmente spazzata da chi aveva deciso di eliminarlo. Ma facciamo il punto con questo servizio realizzato da Massimiliano. Svolta nelle indagini per la morte di Rocchino De Paola, non una tragica fatalità ma ucciso e poi il suo corpo bruciato, un delitto di inaudita violenza e ferocia per il quale i carabinieri di Trebisacce in provincia di Cosenza hanno arrestato Maurizio Vinci di 38 anni del luogo come presunto autore dell'omicidio dell'84enne, il cui cadavere era stato trovato avvolto dalle fiamme nella notte tra il 4 e il 5 dicembre scorso in un'abitazione di via Zara, nel centro della cittadina ionica. L'inchiesta condotta dalla procura di Castrovillari diretta da Alessandro D'Alessio ha consentito di stabilire che De Paola non era morto a causa di un incendio scoppiato per cause accidentali, ma che era stato al contrario assassinato. E per il delitto i magistrati inquirenti hanno chiesto e ottenuto l'arresto del 38enne. Fondamentali ai fini investigativi sono risultate le analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati in un'attività commerciale attigua a via Zara. Il presunto omicida è stato più volte ripreso mentre si recava nell'abitazione della vittima per poi allontanarsi poco prima della mezzanotte, quando le fiamme stavano cominciando a divorare il corpo ormai tramortito del pensionato. A nulla in quell'occasione erano serviti i coraggiosi tentativi esperiti dai vicini di casa di soccorrerlo e di sottrarlo alle fiamme. Secondo la ricostruzione, l'omicida avrebbe percosso De Paola per estorcergli del denaro, colpendolo più volte alla testa e vedendolo esanime avrebbe appiccato il fuoco utilizzando alcuni cartoni che si trovavano all'interno dell'abitazione nel tentativo di cancellare le prove dell'aggressione. Maurizio Vinci si professa innocente e sostiene che non sia stato lui ad uccidere quel tranquillo e anche solitario uomo, apprezzato e ben voluto da tutti per i suoi modi gentili. Un lavoratore instancabile che dopo una vita trascorsa all'estero, in particolare in Francia, da cui il soprannome parigino con il quale era conosciuto nell'ambito della comunità, aveva deciso di tornare nella terra di origine, dove conduceva una vita ritirata, discreta, in silenzio, con lo stesso silenzio con cui se n'è andato in quella tragica notte di dicembre. E benvenuta alla nostra ospite di questa sera, alla criminologa e psicologa Elisa Astella, con la quale cercheremo di tracciare il profilo di chi ha ucciso e anche di raccogliere tutti gli elementi intorno a questo delitto. Lo ricordiamo che fondamentali in questa storia sono stati anche i risultati ottenuti dall'esame autoptico eseguito sul corpo dell'uomo, che hanno riscontrato una ferita profonda proprio all'altezza della testa, molto compatibile con l'utilizzo di un corpo contundente. Elementi quindi che hanno dissipato ogni dubbio sull'incidente domestico e che fanno riflettere sulla violenza perpetrata nei confronti dell'uomo. Dottoressa Stella, consapevoli di essere garantisti fino all'ultimo grado di giudizio, ma parlando in generale, come si possono cogliere i segnali di certi atteggiamenti che armano le mani di qualcuno fino ad epiloghi così cruenti? Durante gli anni nella letteratura scientifica sono stati evidenziati una serie di segnali predittivi. Questi segnali, quelli più tipici, sono la piromania, quindi proprio questa attenzione, questa attrazione verso il fuoco, verso la distruzione attraverso il fuoco, lo zoosadismo, ovvero l'accanimento verso gli animali, le torture verso gli animali, quasi a voler affinare il proprio talento di sadico, e in più l'enuresi notturna, che può sembrare
diciamo quasi fuori tema, ma in verità è stato evidenziato che tutti gli assassini hanno bagnato il letto oltre, diciamo, l'età in cui questo comportamento è ritenuto del tutto normale. Altri segnali predittivi sono la mancanza di empatia, la totale assenza di rimorso, di senso di colpa e in particolare l'isolamento sociale che l'FBI ha notato nel 71% praticamente degli assassini. In questo isolamento sociale ovviamente l'assassino cova le sue fantasie fino a poi compiere gli atti più estremi e violenti. Dottoressa Stella, una lucida freddezza proprio nell'uccidere un uomo, poi non solo, l'omicida va avanti, continua addirittura bruciando tutto ciò che si trova all'interno della sua abitazione. Come possiamo leggere questo atteggiamento? Allora, questo atteggiamento lo possiamo leggere con una duplice chiave. Uno è quello che anticipavamo prima, quindi proprio l'attrazione verso il fuoco, che si presenta in oltre la metà degli assassini nell'infanzia, poi anche nell'adolescenza, ma nell'età adulta tende a ridursi. In più, in questo caso, diciamo, il fuoco rappresenta un'occasione, una chance di farla franca, perché distruggendo il corpo ovviamente ci sono meno dati per arrivare poi al carnefice, perché il corpo ovviamente parla. In questo caso infatti sono stati molto importanti i rilievi anatomici, poiché le ferite non sono solo esclusivamente le ferite che hanno condotto alla morte, ma le altre ferite raccontano di un comportamento, raccontano la personalità del carnefice, che non si ferma davanti la risposta della vittima, ma anzi la sua aggressività non tende a ridursi, continua fino a una distruzione vera e propria. Questo ci fa capire che siamo davanti a un soggetto pericoloso, sociopatico, che va diciamo, distruggere il corpo per garantirsi, diciamo, in qualche modo di farla franca. Ecco, com'è possibile tutta questa crudeltà nei confronti di un uomo che, a detta di chi lo conosceva veramente bene, era una persona rispettosa, gentile, una persona per bene, di pochissime parole e per nulla incline allo scontro. Una ferocia scagliata vigliaccamente contro una persona sensibile che voleva vivere il suo mondo e la sua vita. Ripercorriamo con questo servizio realizzato da Alessandro il profilo di Rocchino De Paola. Subito dopo la tragedia avvenuta quella notte di dicembre scorso, prima che la vicenda assumesse i connotati di un giallo con risvolti giudiziari, culminata con l'arresto di un 38enne del luogo con precedenti penali, il professor Arcangelo Augusto Bloise di Trebisacce, docente di storia e filosofia, ha scritto molto su Rocco De Paola, sempre in maniera delicata e discreta. Una specie di dialogo tra lui e l'amico che incontrava quotidianamente. Rocco abitava al piano terra in uno stanzone di uno degli antichi palazzi di Trebisacce Marina, di fronte alla casa della famiglia Bloise. Quelli con Rocco erano incontri molto brevi, scanditi da uno sguardo e da un saluto. Augusto era una delle poche persone con le quali Rocco scambiava qualche frase. Non amava parlare con le persone. Per lui l'importante era parlare con se stesso. Dal 5 dicembre dell'anno scorso, il professor Bloise ha riempito intere pagine della sua agenda, una sorta di dialogo tra lui e l'amico, a volte dando la parola anche a Rocco, che faceva parlare in prima persona come fosse un diario postumo. Rocco non era un clochard, ma un pensionato che aveva scelto da tempo di vivere in una solitudine quasi assoluta. Questo dialogo a due voci sarebbe dovuto diventare pubblico, ma a seguito degli sviluppi che si sono registrati nelle indagini si è deciso di rinviare la sua pubblicazione, in attesa che la vicenda venga chiarita, almeno in parte, giusto per dare e rendere giustizia ad un uomo che avrebbe voluto vivere la sua vita con serenità, proprio come sarebbe piaciuto a lui, senza dare giustificazioni o spiegazioni a nessuno. Ma purtroppo nulla di tutto questo è stato possibile, perché c'è stato chi si è arrogato il diritto di strappargli la vita stessa con violenza e crudeltà, senza concedergli nemmeno un ultimo sorso di caffè e un ultimo tiro alla sua inseparabile Gauloise. Dottoressa Stella, un atto di prevaricazione, di violenza nei confronti di chi erroneamente molte volte può essere percepito come differente, diverso nel modo di vivere, anche di interpretare la propria vita. Ecco, secondo lei la solitudine è complice di questo omicidio?
Beh, sicuramente la solitudine non ha giocato a vantaggio della vittima e questa è una delle variabili di cui si tiene sempre conto in questo tipo di eventi. C'è da dire che l'atto poi di prevaricazione, di pregiudizio è un'altra determinante ed è un meccanismo cognitivo che spesso entra in gioco, poiché è considerata, diciamo, una reazione innata nell'essere umano, rispondere a quello che viene percepito come diverso, pericoloso, allarmante con un comportamento che va nella direzione dell'attacco o della fuga. Non vuole essere una giustificazione, però è un elemento cognitivo di cui insomma bisogna conoscere la sua natura. Ovviamente è determinato da una parte emotiva, più istintiva dell'essere umano, che poi viene tenuta a bada dalla parte razionale. A volte la parte emotiva però può prendere il sopravvento su questa componente o ancor peggio, diciamo, la parte emotiva e la parte razionale possono coincidere nel ritenere ciò che è diverso da noi a un livello psicologico pericoloso e quindi attaccare. Ecco, dottoressa Stella, in questa storia sembrano entrare anche le fascinazioni delle serie di genere gangster. Come possono influire nella testa di questi giovani? Beh, diciamo, la ricerca su questo tipo di situazione e di fenomeno dice che effettivamente c'è un'influenza, ma non è un condizionamento stimolo-risposta, non c'è un'influenza diretta. Diciamo, l'effetto dei media la risposta è un po' più complessa. Su questo, per esempio, uno studio molto interessante fu condotto sui bambini, che vennero divisi in due gruppi, bambini aggressivi e meno aggressivi, a cui proprio venivano sottoposti dei film aggressivi o neutri, e si evidenziò che la risposta alla reazione aggressiva effettivamente si amplifica a seguito di alcune visioni, ma nei bambini aggressivi questa amplificazione persiste, mentre i bambini non aggressivi poi dopo un tempo, diciamo, ritornano alla loro struttura base. Quindi potremmo dire che l'effetto è determinato da diciamo, la misura in cui poi il nucleo già disfunzionale e quindi dal potere che ha avuto la famiglia nel costruire un'identità sana o disfunzionale. Ecco, possiamo dire che chi commette atti del genere, chi arriva a compiere un gesto così come può essere quello di un omicidio, può avere una personalità talmente disturbata, turbata, ma dovuta a che cosa? Ad eventi traumatici subiti nell'infanzia oppure quali possono essere gli altri motivi? Beh, allora, gli eventi traumatici sì, hanno sicuramente una parte importante, perché tutto ciò che diciamo è un trauma crea una lacerazione, una ferita, un danno nell'evoluzione normale dell'anima, soprattutto se questo si verifica tra 0 e 12 anni. E ahimè, negli assassini un denominatore comune è proprio avere un'infanzia, quindi tra 0 e 12 anni, un'esperienza costellata di eventi traumatici. Perché? Perché appartengono a famiglie disfunzionali, molte problematiche, quindi contaminati da una serie di conflitti, di tensioni. E poi ci sono dei traumi oggettivi, quali il maltrattamento, la violenza fisica, la violenza psicologica, che ovviamente possono determinare una disfunzione, una disorganizzazione. Questo non vuol dire che tutti i bambini traumatizzati ovviamente sfoceranno nel diventare degli assassini, ma tutti gli assassini hanno un'infanzia turbolenta, con dei legami di attaccamento a volte assenti o quando presenti, diciamo, ricchi di maltrattamenti, umiliazioni, svalutazioni, e quindi la struttura tende a crearsi in questa direzione. Ecco, il comportamento omicidiario non è mai causato da una sola causa, scusi il gioco di parole, ma da un insieme di fattori. Di quali si tratta? Allora, primo fra tutti, come abbiamo detto, insomma, il primo fattore principale è la famiglia di riferimento, che va ovviamente a creare a dare delle informazioni. Poi ci sono tutta un'altra serie di fattori che sono i fattori sociali, la rete amicale, la scuola, che rappresenta veramente a volte un'occasione per avere, diciamo, un nutrimento più sano, il rapporto con le istituzioni, il rapporto con le altre figure che possono essere, diciamo,
o i vicini, i nonni, insomma l'ambiente di riferimento e tutte le esperienze in cui l'essere umano impatta. Quindi sì, sicuramente i fattori sono diversi, la risposta è sempre soggettiva, ma è determinata da una serie di fattori che vanno a concatenarsi e a dare a volte esito, insomma, a questi aspetti così estremamente violenti. Ecco, quanto è importante l'imprinting che si riceve dalle figure di riferimento affettive e che tipi di effetti possono avere poi nell'età evolutiva di ciascun individuo? L'imprinting è fondamentale, cioè veramente la base, la struttura della nostra identità, della nostra personalità. Viene strutturato tutto tra 0 e 6 anni, 0-12 diciamo per una questione di maturazione del cervello, ma 0-6 rappresenta la base, la struttura, chi siamo, dove siamo, che tipo di relazioni avremo, come funziona il mondo. Questo è determinato da quello che i nostri occhi vedono all'interno delle mura domestiche, quindi quell'imprinting è veramente centrale. Spesso si tende a dire dei bambini tanto è piccolo poi non se lo ricorda, niente di più errato, poiché lì invece veramente c'è il picco massimo di apprendimento, quindi l'imprinting è fondamentale nella strutturazione della personalità per proprio determinare la storia dell'individuo in un copione che può avere 3 tipologie: vincente, perdente o banale. Nel caso degli assassini parliamo non solo di un copione perdente, ma un copione che viene definito tragico, perché finisce in carcere o all'obitorio. A volte ci troviamo di fronte, no, ad un carattere mite e taciturno e questo può essere sinonimo, può essere etichettato come una persona strana, ma molte volte queste sensazioni sono anche figlie di un certo pregiudizio che abbiamo perché fondamentalmente quella persona non la si conosce. Proprio in questo caso c'è chi, come il professor Arcangelo Augusto Bloise, dal 4 dicembre in poi, giorno in cui è avvenuta la tragedia, ha scritto tanto su di Rocco perché Rocco lo conosceva e lo ha fatto in una maniera abbastanza delicata, abbastanza intima. Ecco perché vi offriamo questo contributo in cui il testo è scritto proprio dal professore Bloise ed è anche romanzato. Prego. Ancora una volta pubblico questa foto di Rocco. Ricordo molto bene quando l'ho scattata tanti anni fa, mentre seduta al bar, sul tavolo una tazzina di caffè, fumava una Gauloise blu senza filtro. Dopo una lunga parentesi di emigrazione, Rocco era tornato in Calabria, alla ricerca delle origini smarrite, tra i fantasmi di una Francia utopica e gli incubi di un'Inghilterra ostile. Ora lo incontro quotidianamente mentre dialoga con se stesso e con il mondo di ieri. Non un soliloquio, ma un dialogo scandito da una voce bassa, come se stesse sussurrando qualche segreto al Rocco francese, operaio durante il maggio parigino nello stabilimento di Flens della Régie Renault poco distante da Parigi. Al Rocco che puntualmente, durante le ferie d'agosto, partecipava alla processione in onore di San Rocco, in compagnia di una bellissima ragazza parigina. Un dialogo che non si è mai interrotto negli ultimi decenni, un dialogo che forse vuole soltanto esorcizzare l'altro Rocco, quello inglese, quando l'inospitale Inghilterra aveva infranto il suo sogno e spezzato in modo traumatico la sua vita passata. Anche stamani ho incontrato Rocco, una sigaretta tra le dita e la tazzina di caffè fumante sul tavolo del bar. I suoi occhi non hanno più il colore verde, luminoso dello smeraldo. Ecco, dottoressa Stella, voglio portare a lei, no, queste parole che sono molto toccanti, molto profonde, da parte di chi, un amico, ha scritto questo testo, perché anche lui fondamentalmente si è sentito usurpato, si è sentito comunque strappato la vita di una persona cara in una maniera così ingiusta. Ecco, che cosa subisce anche chi, non il diretto principale, che in questo caso può essere Rocco, ma anche chi stava vicino a lui, chi lo conosceva, fondamentalmente vittima anche di un'ingiustizia? Beh, anche per chi resta, ovviamente questo rappresenta un trauma, perché è un evento che sicuramente non era messo in conto dalla mente né di un amico né di chiunque, insomma, abbia un funzionamento normale. E questo può rappresentare quello che viene chiamato un lutto complicato, perché è un lutto tragico, non previsto e con un finale veramente distruttivo. I lutti complicati ovviamente sono più difficili da elaborare e di per
sé il lutto rappresenta l'esperienza di più difficile elaborazione per la nostra mente. In questo caso lo è ancora di più, può richiedere anni, a volte si può entrare proprio nell'elaborazione anche dopo molti anni, contattando degli stimoli che possono ricordare la persona, come in questo caso potrebbe essere vedere una persona appunto che fuma una sigaretta senza filtro, o il giorno, l'orario, potrebbe suscitare una vera e propria risposta con un disturbo da stress, con pensieri intrusivi, incubi, flashback, ansia e tutta una serie proprio di sintomi che rappresentano quanto la nostra mente sta facendo fatica a digerire qualcosa che non doveva accadere. La figura dell'assassino inquieta e turba. Dottoressa Stella, non crede che si debba porre maggiore attenzione attraverso l'ausilio di figure professionali al lato oscuro della mente, questo per tutelare ogni persona e anche la comunità, le comunità? Assolutamente sì, è da indagare e non ci possiamo ritenere soddisfatti di quello che è stato fatto fin qui, perché comunque le nostre cronache, le nostre notizie sono piene di omicidi, piene di situazioni con questi scenari tragici, quindi evidentemente c'è ancora molto da fare per avere tutti i dati che possono tutelare la popolazione e davvero dare un metro della pericolosità poi sociale di alcuni individui. E in una ricerca che hanno condotto dei ricercatori tedeschi e danesi, hanno individuato proprio questo lato che viene chiamato lato nero, il lato oscuro. Analizzando 2500 soggetti hanno visto che c'è una componente scura nella nostra struttura, e quando si incontrano l'egoismo insieme alle bugie e al sadismo si possono creare degli scenari veramente pericolosi. Quindi sembra che vadano a confluire in alcune strutture dei nuclei sia diciamo di sociopatia sia di narcisismo abbinati all'essere bugiardi, e questo confluisce in delle attività criminali molto pericolose. Quindi è importante scoprire questo lato non solo ai fini della ricerca, ma proprio per comprendere che questa parte malevola tornerà in scena. Se una persona ha quel nucleo, sicuramente ripeterà un'azione criminale. Ecco, alla fine di tutto questo, quali possono essere secondo lei le azioni preventive che possano dare qualche risposta concreta? Innanzitutto, secondo me andrebbe, diciamo, ampliato il supporto psicologico per le famiglie e le persone in genere, perché i soggetti in questione non verranno mai in uno studio di psicoterapia a chiedere aiuto, mentre i familiari o insomma chi è a conoscenza potrebbe, diciamo, far emergere delle criticità. Quindi bisognerebbe amplificare delle strutture di riferimento psicologico per tutti quanti, per tutta la popolazione, soprattutto in questo momento storico dove la pandemia ha creato purtroppo un malessere psichico di grande rilievo, che sicuramente avrà delle conseguenze e ci porterà a degli scenari pericolosi. Delle azioni, diciamo, preventive concrete poi potrebbero essere azioni all'interno delle scuole con informazioni e dando praticamente le informazioni corrette, che siano di criminalità in genere, attività preventive per il bullismo, per la violenza alle donne, dei corsi di autodifesa per le donne o delle altre misure specifiche, per esempio per gli anziani. E quindi, diciamo, delle campagne proprio più concrete, così come oltre alla prevenzione sarebbe necessario, diciamo, supportare chi è già stato vittima di qualche reato, fornendo un supporto psicologico anche per chi resta e a volte anche dei supporti economici o di altro tipo. Dottoressa Stella, quanto è importante la famiglia nel cogliere i segnali e i segni di qualche loro congiunto che potenzialmente o che hanno anche ecco, qualche elemento sottaciuto che può esplodere anche in delitti del genere?
Allora, la famiglia è molto importante. Purtroppo quello che accade è che la famiglia ha sentore della patologia o del pericolo per chi si avvicina a questi soggetti sociopatici, ma mentre la malattia fisica è riconosciuta, la malattia mentale viene negata, viene rinnegata, quindi si fa fatica poi a chiedere aiuto temendo di essere etichettati in malo modo. Quindi anche in questo senso bisognerebbe fare, diciamo, informazione, prevenzione, perché la famiglia, cogliendo quei campanelli d'allarme, quei segnali predittivi di cui parlavamo all'inizio della puntata, potrebbe determinare un esito più sano e aiutare queste persone, anche i carnefici, a vivere una vita diversa, perché l'assassino non nasce tale, non nasce un mostro, lo diventa in base alle esperienze che fa, alle decisioni che prende, che possono essere ridecise con gli occhi di un adulto e con un supporto, diciamo, di uno specialista che possa, diciamo, favorire questo processo. Grazie. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Noi ringraziamo la nostra ospite, la criminologa e psicologa Elisa Stella. E noi vi diamo appuntamento settimana prossima alle 21 su TEN, canale 10 del Digitale Terrestre.